Dalla provincia di Vicenza fino a Possagno per comprare la cocaina. I carabinieri del Norm di Castelfranco Veneto hanno sorpreso proprio in flagranza due stranieri di nazionalità marocchina di 35 e 40 anni mentre vendevano 2 dosi di droga a due giovani clienti in via Olivi. Per questo i due stranieri sono stati arrestati. Con sé avevano altri 10 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. Parallelamente, sempre impegnati in uno specifico servizio antispaccio, una pattuglia della tendenza dei carabinieri di Oderzo ha individuato 3 giovanissimi al Parco Stella, uno dei quali, uno studente quindicenne, aveva della droga, 5 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e un bilancino di precisione che custodiva in tasca, mentre gli altri 2 coetanei, che erano andati lì per comprare, sono stati segnalati alla prefettura in quanto assuntori. Per il comandante provinciale dei carabinieri di Treviso, il colonnello Gianfilippo Magro, sono attività necessarie per il contrasto del fenomeno dello spaccio, ma è importante ricordare la collaborazione sempre costante con la scuola, le famiglie e il territorio. Si tratta di interventi che vengono svolti sotto il profilo repressivo assieme alle altre forze di polizia presenti sul territorio, ma anche sotto quello preventivo grazie all'ausilio delle agenzie educative e agli enti preposti. L'ultimo intervento in ordine di tempo è quello dei militari della sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Treviso che all'esito di perquisizione a casa hanno deferito in stato di libertà un cinquantenne trovato in possesso di 4 piante di cannabis, 12 grammi di marijuana e un bilancino di precisione oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'obiettivo dunque evidentemente era quello di coltivare per vendere.